All'appello assente anche il capitano Di Giulio Maria, ancora impegnato con la nazionale. Quindi oggi a fare da padrone di casa c'era Michele Antonutti. È partita ufficialmente la stagione 2008-2009 della Snaidero di coach Caia. Questa mattina al Carnera c'è stato il primo raduno della rosa agli ordini dell'allenatore lombardo. Facce un po' disorientate davanti alla stampa, praticamente tutti volti nuovi, con il solo Michele Antonutti, Di Giulio Maria ancora in nazionale, a fare da padroni di casa. Vivendo la città senti molte più cose che le altre persone, gli altri giocatori dicono, però sicuramente ho un po' fatto l'abitudine, quindi per me sarà un altro anno felice, un altro anno in cui gioco per persone che mi vogliono bene, anche quelle che non mi vogliono bene, però sicuramente per le mie persone del mio posto. Non sarà sicuramente un'annata facile visto lo scorso campionato dell'Odente e un gruppo che, anche a causa di un budget ridotto, non conta di nomi da copertina, ma secondo Antonutti questa può essere un'arma a favore della Snaidero. Sì, è una squadra nuova, è una squadra creata apposta per me per stupire Udine, perché è una squadra in cui ci sono tutti i giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, tutti i giocatori che magari non sono conosciutissimi nel palcoscenico ma che per me hanno una determinazione per farsi valere. Pensi che ci sarà un po' di disaffezione del pubblico dopo l'annata deludente dell'anno scorso? Ma io credo che quest'anno sicuramente non partiremo con Carnera pieno, però la mia felicità sarebbe partire con Carnera non pieno e arrivare a metà campionato in cui ti trovi come primo anno dell'annata Pancotto in cui la gente veniva a mezzogiorno a prendere le prevendite delle partite, quindi se si parte negativi il mio obiettivo è cercare di girare proprio l'annata e riportare la gente al Carnera. E se la Snaidero inizia la sua preparazione, l'Udinese è quasi agli sgoccioli, sta infatti preparando la prossima tournée in Spagna senza i tanti